Il Napoli alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. Garnacho non è ancora un affare fatto e Marcus Edwards è un'opzione. Prima di entrare nei dettagli di questa telenovela che sta movimentando il mercato, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia esclusiva sul Napoli. Il Napoli è ancora sul mercato dopo la partenza di Kvicha Kvaratskhelia verso il PSG e, ad oggi, la ricerca del suo sostituto non è ancora conclusa. Il nome più desiderato da Antonio Conte resta quello di Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United. Ma l'affare è ancora in alto mare. Secondo il giornalista Antonello Gallo, nonostante ci sia già il sì del giocatore, l'ingresso del Chelsea nella contesa e alcuni atteggiamenti di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, potrebbero complicare l'operazione. Mentre la trattativa con Garnacho prosegue in un clima di incertezza, si scalda una nuova pista, Marcus Edwards, dello Sporting Lisbona. L'inglese, già nel mirino del Napoli nelle scorse stagioni, è tornato d'attualità dopo essere stato lasciato fuori da alcune partite dal tecnico Borges, sollevando ipotesi di partenza. Secondo Gallo, il Napoli ha buoni rapporti con il consiglio di amministrazione dello Sporting, che potrebbe facilitare un eventuale accordo per Edwards. L'ala inglese, nota per la velocità, il dribbling preciso e la capacità di creare occasioni da gol, è considerata un'alternativa interessante per sostituire il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. Le prossime settimane si preannunciano decisive, con il Napoli che lavorerà a sodo per assicurarsi un rinforzo adeguato. Conte insiste su nomi in grado di arricchire immediatamente la rosa, e il club non esclude di investire molto per mantenere la squadra competitiva nella corsa al titolo di Serie A. Cosa ne pensa del possibile arrivo di Marcus Edwards al Napoli? È il sostituto ideale di Kvaratskhelia o Garnacho sarebbe l'opzione migliore? Lasciate la vostra opinione nei commenti e restate sintonizzati, perché questa telenovela di mercato è tutt'altro che finita.